Formarsi per guardare il mondo e oggi ne capiamo più che mai la necessità per raccontarlo con preparazione e competenza, per fornire ad un pubblico sempre più confuso i criteri guida per orientarsi, capire e giudicare. Le frontiere del giornalismo fra locale e globale sono state al centro dell'edizione 2023 del Premio Internazionale di Giornalismo organizzato dal settimanale online Piazza Levante con il Comune di Santa Margherita Ligure, l'Associazione della Stampa Estera in Italia e l'Ordine dei Giornalisti della Liguria, che promuove fra l'altro la formazione internazionale quale percorso per allargare lo sguardo. Da quello che vedo io, che accompagno i giornalisti, i colleghi appunto a fare le formazioni internazionali attraverso i fondi del programma Erasmus, vedo che c'è una categoria molto preparata, molto disponibile al cambiamento, a imparare le cose nuove, molto interessata a quello che succede nel mondo, e credo che questo sia molto positivo per il futuro, perché il mondo del giornalismo, come tutto il mondo, sta cambiando e c'è bisogno di gente che sia pronta anche al cambiamento, e quindi credo che la categoria ligure stia meglio di come si pensi. Nel primo giorno l'esperienza libanese di Giordano Stabile, il collegamento con la Maison des Journalistes di Parigi. C'è questo esempio unico nel mondo di giornalisti rifugiati che trovano un supporto e l'accoglienza di questa casa sostanzialmente, dove loro si incontrano e possono raccontare la loro storia. A noi ci ha colpito questo, ecco, che loro hanno bisogno di raccontare queste storie perché nei loro paesi non possono più farlo, e quindi la Maison gli mette a disposizione questa possibilità. E poi ancora il racconto di Corrado Zunino di Repubblica e nel secondo giorno la consegna del premio giornalistico internazionale a Rodolfo Faggioni, boliviano, corrispondente per il Sur America Press e Visor Bolivia, che si è occupato nel suo lavoro della Liguria. E ancora la testimonianza di Marco Frittella, direttore comunicazione e relazioni istituzionali di Raicom, il tutto per continuare a dire e a spiegare che la professione è viva, se sono vivi i suoi professionisti. È fondamentale perché un giornalismo addormentato e addomesticato non permette di tutelare la democrazia, c'è un legame diretto fra l'una e l'altra cosa. Io invito chi ci legge, chi ci ascolta, chi ci guarda a rinnovare il patto di fiducia con la stampa. Oggi purtroppo assistiamo a un discredito di questa professione, ma allo stesso tempo io dico usate il nostro lavoro serve anche a voi che ne usufruite, perché se noi lo facciamo bene ci guadagniamo tutti.